Emergenza falde, nella Marca arriva l'esercito. I militari hanno messo in funzione a Mareno di Piave e a Cima d'Olmo delle pompe e delle idrovore in grado di continuare a liberare dall'acqua gli scantinati, i garage e le cantine delle case allagate. Abbiamo portato molto elettriciste pompe per aiutare a tutti quanti che ce l'hanno anche loro per buttare l'acqua da sotto i garage. L'allarme nel Trevigiano continua e la situazione in numerosi comuni della Marca potrebbe rimanere difficile per diverse settimane. Può durare parecchie settimane, se non alcuni mesi. La situazione potrebbe peggiorare se le alte temperature portassero allo scioglimento della neve in montagna. L'importante è che la neve rimanga dove sta adesso e che possa rimanerci per un po' di tempo ancora, in maniera tale che possa sciogliersi lentamente per dare modo quindi al deflusso delle acque di scioglimento delle nevi senza che possano produrre ulteriori danni a quelli che già sono in atto. E a Mareno di Piave continua senza tregua il lavoro delle pompe e delle idrovore per liberare gli scantinati. Dal pomeriggio sono arrivati nuovi mezzi anche della protezione civile. Se abbassiamo qualche idrovora oppure quella motopompa là, ce l'abbiamo. Ormai sono tanti giorni che andate avanti. Sabato 31, forse non so, non mi ricordo. È cominciato sabato, non l'ultimo, ma quello prima. Noi adesso abbiamo 6 pompe attaccate, di cui anche un'idrovora. Se dovessimo staccare le pompe ci sarebbero 40 cm di acqua. Noi adesso tutte le famiglie stiamo facendo fronte a questa spesa che ci costa 150 euro di gasolio al giorno. Ed ora ci saranno anche dei presidi notturni in tutto il comune. Per sorvegliare e dare assistenza alle persone nei vari quartieri, perché adesso la situazione ormai è insostenibile, la gente da ormai 11-12 giorni non dorme, deve fare la ronda per controllare che controllati di sciacallaggio.